Buongiorno a tutti, domenica 31 agosto. È bellissimo l'invito di
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di lunedì della seconda settimana del Salterio. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra. La mia bocca proclami la tua lode. Acclamiamo il Signore con canti di gioia. Acclamiamo il Signore con canti di gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è il Dio. Egli ci ha fatto e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamiamo il Signore con canti di gioia. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Acclamiamo il Signore con canti di gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamiamo il Signore con canti di gioia.
O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa te consacra, la sua lode perenne. Padre di immensa gloria, Verbo d'eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta, Proveto inestinguibile di verità ed amore, ravviva in noi la gioia dell'agape fraterna. o principio e sorgente della vita immortale, rivelaci il suo volto nella gloria dei cieli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia salvami. Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani, tu mi riscatti, Signore Dio fedele. Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce. Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai guidato a largo i miei passi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi. Fa splendere il tuo volto su di tuo servo, Signore. Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere. Si consuma nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito. Inaridisce per la pena il mio vigore, si dissolvono tutte le mie ossa. Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Vede per strada mi sfugge. Sono caduto in oblio come un morto, sono divenuto un rifiuto. E odo la calunnia di molti, il terrore mi circonda, quando insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore, dico tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni. Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo. Salvami per la tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia, davanti agli occhi di tutti. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Metti al sicuro nella tua tenda, lontano dalla rissa delle lingue. Benedetto il Signore, che ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza inaccessibile. Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera, quando a te gridavo aiuto. Amate il Signore voi tutti i suoi santi. Il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso. Siate forte, riprendete coraggio, o voi tutti che spera nel Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto Il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Avviami nella tua verità e istruiscimi. Mio Dio, sei tu la mia salvezza. Dal libro del profeta Geremia. Così disse il Signore a Geremia: va a comprarti una brocca di terracotta, prendi alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti con te, ed esci nella valle di Ben Hinnom, che è all'ingresso della porta dei cocci. La proclamerai le parole che io ti dirò. Riferirai: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque la udrà. Poiché mi hanno abbandonato, hanno destinato ad altro questo luogo per sacrificarvi ad altri dei, che né essi né il loro padre né i re di Giuda conoscevano. Essi hanno riempito questo luogo di sangue innocente, hanno edificato altari a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal. Questo io non ho comandato, non ne ho mai parlato, non mi è mai venuto in mente. Tu poi spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con te e riferirai loro. Così dice il Signore degli eserciti: spezzerò questo popolo e questa città, così come si spezza un vaso di terracotta che non si può più accomodare. Allora si seppellirà perfino in Tofet, perché non ci sarà più spazio per seppellire. Così farò, dice il Signore, riguardo a questo luogo, ai suoi abitanti, rendendo questa città come Tofet,
le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno impure, come il luogo di Tophet, cioè tutte le case sui tetti delle quali essi bruciavano incenso a tutta la milizia del cielo e facevano libazioni ad altri dei. Quando Geremia tornò da Tophet, dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare, si fermò all'atrio del Tempio del Signore e disse a tutto il popolo: dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io manderò su questa città e su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunciato, perché essi si sono intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole. Pascul, figlio di Immer, sacerdote, sovrintendente, capo del Tempio, udì Geremia predire tutte queste cose. Pascul fece fustigare il profeta Geremia e quindi lo mise in ceppi della prigione che si trovava presso la porta superiore di Beniamino, del Tempio del Signore. Quando poi il giorno dopo Pascol fece liberare dai ceppi Geremia, questi gli disse: il Signore non ti chiama più Pascol, ma terrori all'intorno. Perché così dice il Signore: ecco, io darò in preda al terrore te e tutti i tuoi cari. Essi cadranno per la spada dei loro nemici, e i tuoi occhi lo vedranno. Metterò tutto Giuda nelle mani del re di Babilonia, il quale lì te porterà a Babilonia e li colpirà di spada. Consegnerò tutte le ricchezze di questa città e tutti i suoi prodotti, tutti gli oggetti preziosi e tutti i tesori dei re di Giuda in mano ai suoi nemici, i quali li saccheggeranno e li prenderanno e li trasporteranno a Babilonia. Tu, Pascol, e tutti gli abitanti della tua casa andrete in schiavitù, andrai a Babilonia, la morirai e la sarai sepolto, tu e tutti i tuoi cari ai quali hai predetto menzogne. Gerusalemme, tu uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come i pulcini sotto le ali e non hai voluto. Popolo mio, tu sei ostinato, rifiutandoti di ascoltare le mie parole. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come i pulcini sotto le ali, e non hai voluto. Dal libro della imitazione di Cristo. Il Signore dice: ascolta, figlio, le mie parole, parole soavissime che oltrepassano ogni scienza di filosofi e di sapienti del mondo. Le mie parole sono spirito e vita, né sono da pesare con la bilancia del senso umano, né da giudicare in base al gradimento degli uomini, ma ad ascoltare piuttosto in silenzio ed a accogliere con tutta umiltà e affetto grande. Rispondo: beato l'uomo che tu istruisci, o Signore, e che ammaestri nella tua legge per dargli riposo nei giorni di sventura, e non lasciarlo nella desolazione sulla terra. Io, dice il Signore, ho illuminato i profeti sin dall'inizio
e anche ora non cesso di parlare a tutti. Molti però alla mia voce stan duri e sordi, ascoltano più volentieri il mondo che non Dio, seguono più facilmente il desiderio della carne che non il piacere di Dio. Il mondo promette cose temporali, meschine, e lo si serve con grande fervore. Io prometto le cose più alte, le cose eterne, e i cuori degli uomini stan lì intorpiditi. Chi serve me con tanta cura, chi obbedisce a me in tutto, come si serve al mondo e ai suoi padroni? Arrossisci dunque, servo pigro e querulo, al vedere che si trovano più pronti loro alla perdizione che non tu alla vita. Godono più loro della vanità che non tu della verità. Di fatto spesso la loro speranza li inganna, ma la promessa mia non inganna nessuno, né rimanda a mani vuote chi in me confida. Quel che ho promesso manterrò, quel che ho detto adempirò, purché si resti fermi e fedeli nel mio amore sino alla fine. Sono io che rimureno tutti i buoni e metto a forte prova tutti i devoti. Scrivi le mie parole nel tuo cuore e meditele con diligenza. Nel tempo della tentazione ti saranno indispensabili. Quel che non capisci mentre leggi, lo capirai nel giorno della prova. Sono solito provare i miei in due maniere, con la tentazione e con la consolazione, e impartisco loro ogni giorno 2 lezioni, una rimproverando i loro vizi, l'altra esortandoli a crescere nelle virtù. Chi ha le mie parole e le disprezza, a chi lo giudicherà nel giorno ultimo. Figlio, volgi a me il tuo cuore e i tuoi occhi seguano le mie indicazioni. Diventerai un uomo perfetto. Fa attenzione alla mia sapienza, porgi l'orecchio ai miei consigli. Diventerai un uomo perfetto. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio. In mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del giorno e dell'Ermo, dal monte Misa. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. I flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Giorno il Signore mi dona la tua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
Dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa, e si dicono a me tutto il giorno: dove è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Abbi pietà di noi, Signore Dio dell'universo, e guarda. Fondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. E riconoscano come noi abbiamo riconosciuto che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compie altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Raduna tutte le tribù di Giacobbe. Rendi loro il possesso come era al principio. Abbi pietà, Signore, del tuo popolo chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito. Abbi pietà della città tua santa, di Gerusalemme tua dimora. Riempi Sion del tuo splendore, il tuo popolo della tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. La pose una tenda per il sole che esce come sposo alla stanza nuziale. Esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un mistero del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Quando le tue parole mi vennero incontro, le dirai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore Dio degli eserciti. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Cantate al Signore un canto nuovo. Ai santi si addice la lode. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e visiterà quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore. Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio. Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, Fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi. donaci i frutti del tuo Spirito. La pienezza, la benignità e la mitezza. Concedici di amare te per avere in dono te, che sei l'amore. E donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te. Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli. Perché abbiano e conseguire più facilmente alla salvezza. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e i pensieri, parole e opere. Aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che, docile all'azione dello Spirito, io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Il canto d'ingresso, i cieli narrano, pagina 78. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la 10ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che inizia oggi con il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco. Il messaggio del Papa per questo periodo è semi di pace e di speranza. In questo senso, nel nostro atto penitenziale, possiamo chiedere perdono al nostro Dio per quei momenti che non siamo stati semi di pace e di speranza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre che in Cristo, primogenito di tutta la creazione, hai chiamato all'esistenza tutte le cose, fa che docili
al soffio vitale del tuo Spirito, custodiamo con amore l'opera delle tue mani. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Il Signore viene a giudicare la terra. Il Signore viene a giudicare la terra. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore viene a giudicare la terra. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei. Tutti gli dei dei popoli sono nulla, il Signore invece ha fatto i cieli. Il Signore viene a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo
e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuno di esse fu mandato Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, noi abbiamo sentito all'inizio di questo Vangelo Gesù ritorna a Nazaret, la sua città dove tutti lo conoscevano. È interessante come queste persone lo accolgono davanti alle sue parole. Sono persone che riescono, o meglio, conoscono Gesù, ma non riconoscono in Lui la salvezza, non riconoscono in Lui il nostro Salvatore. E questa realtà che loro, almeno sembra, perché Gesù è come se fosse uno di loro. E come mai questo riesce a parlare di queste cose che noi non riusciamo? Sembra quasi una invidia, una gelosia verso Gesù. E questo è anche un po' per noi, per riflettere nella nostra vita, come stiamo camminando in questa strada con Dio. Come viviamo questa parola del Signore? È proprio a domandarci, perché non è quello che dicono su Gesù che rivelano che loro non credono in Gesù, ma piuttosto le loro azioni. È proprio l'azione verso Gesù che rivela che loro non credono in Cristo. Questo è per noi. Le nostre azioni, come stiamo vivendo oggi, è più un'azione di chi conosce Gesù o uno che riconosce in Gesù la salvezza? Questo non è per giudicare nessuno, è una consapevolezza di come stiamo facendo la nostra strada. È una riflessione per approfondire questo incontro con il Signore. Questo possiamo portare oggi alle nostre case, nel nostro lavoro, questa riflessione. Come è andata la mia settimana scorsa?
è stata una vita di uno che conosce Gesù o riconosce in Gesù la salvezza? Gesù Cristo inaugura il suo regno annunciando la buona novella ai poveri. Certi della paternità di Dio, innalziamo la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Perché la Chiesa, fedele alla sua tradizione, sappia anche oggi promuovere e sostenere iniziative sociali a favore degli ultimi. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché il Signore invii sempre nelle nostre comunità uomini e donne ricchi del suo spirito per alimentare la nostra speranza nella salvezza. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché ognuno di noi si impegni a curare e rispettare il creato a partire dai piccoli gesti quotidiani. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché la parola di Dio, proclamata nelle nostre assemblee liturgiche, ottenga la nostra piena adesione e cambi le nostre prospettive. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Accogli, o Padre, la nostra preghiera, tu che conosci ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il canto, o Dio dell'universo, pagina 118. Che ci
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, questi frutti della terra e del nostro lavoro. Porta a compimento in essi l'opera della tua creazione, perché trasformati dallo Spirito Santo siano per noi cibo e bevanda di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciato la morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il canto di comunione, pane vivo spezzato per noi, pagina 130. Spezzato per noi, a te gloria Gesù. Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso, hai dato la tua vita, pace per il mondo. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù. Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo, a quelli che hanno fame tu prometti il regno. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù. Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. Preghiamo. Il sacramento di unità che abbiamo ricevuto, Padre, accresca la comunione con te e con i fratelli, perché in attesa dei cieli nuovi e della terra nuova impariamo a vivere in armonia con tutte le creature. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto pagina 94. Laudato simi Signore per frate sole, sora luna, frate vento il cielo, le
Triste realtà, il ricco non vede il povero. La pagina del Vangelo ci presenta davanti una palazzina un povero, un barbone chiamato Lazzaro, che chiede l'elemosina, aspetta che qualcuno gli dia un pezzo di pane. Il proprietario della palazzina passa tutti i giorni davanti a lui, perché sta proprio davanti alla porta d'ingresso, e non lo vede, vede invece il cane a fianco al povero. Un saluto al cane, una carezza sulla testa del cane e via. A Lazzaro neppure uno sguardo, non lo vede. Viene a morire Lazzaro e il giorno dopo viene a morire anche il ricco. Il ricco, che dice il Vangelo, vestiva di bisso. Io non so a quel tempo cos'era il bisso. Mi immagino che vestiva all'ultima moda, con i vestiti firmati, quella magari dell'ultima sfilata della moda, di Parigi, di Milano. Era un ricco. Ora noi ci domandiamo, una volta che tutti e due sono partiti, il povero e il ricco, si sono ritrovati tutti e due insieme nell'altra vita? No, perché nell'altra vita ognuno prende la sua strada, quella strada che nel tempo della vita su questa terra ognuno si è costruito. Il povero, soffrendo e con rassegnazione e senza imprecare, anzi pregando anche per quelli che non lo vedevano, e il ricco che fa la sua scelta e trova la sua strada. Lazzaro si trova nel seno di Abramo, cioè si trova in cielo, in paradiso, e l'uomo ricco si trova ad entrare nell'inferno, dove trova tanti diavoletti che gli fanno festa e dice: finalmente sei venuto qui, e cambia completamente la scena. Allora, è una pagina che ci chiama ad una riflessione, che non si possono sprecare i giorni, che sono un grande valore. I giorni della nostra vita non hanno prezzo, quindi non si possono sprecare i giorni della nostra vita per pazzie inutili. Bisogna impegnarli, farli fruttificare, perché il tempo è degno di essere amministrato per la salvezza delle anime. E bisogna anche guardare intorno a noi, che se ci sono povertà o no, non possiamo chiudere gli occhi e passare oltre, perché quella persona che non abbiamo visto ce la troveremo dinanzi nell'altra vita. Allora, Padre Pio, parlando della povertà e del ricco, aveva un'espressione molto significativa. Diceva: il ricco non è il proprietario delle sue ricchezze, il ricco è l'economo, solo l'economo della divina provvidenza, messa nelle sue mani perché l'amministrasse per gli altri. La ricchezza non è che Dio l'ha data a poche persone, l'ha affidata a poche persone perché poi utilizzassero per tutti. Bellissimo pensiero di Padre Pio, e noi sappiamo Padre Pio come ha amministrato i soldi. Il cardinale Lercare diceva: si possono mettere in discussione le stimmate di Padre Pio, ma non si può negare che le stimmate di Padre Pio erano dei fori, le mani erano forate, cioè i soldi che arrivavano nelle mani di Padre Pio non si appiccicavano, cadevano a terra al posto giusto. La ricchezza
è un tono che non vuole essere sciupato, ma vuole essere vivificato, realizzato per creare situazioni di giustizia e di amore verso specialmente il popolo bisognoso. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno lunedì 1 settembre Sant'Egidio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il Tuo nome. Accresci la nostra dedizione a Te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Queste parole che Gesù ha pronunciato nella sinagoga sono diventate anche le mie. Non perché io sia all'altezza di Lui, ma perché il suo Spirito ha toccato anche me. È Lui che mi spinge ad annunciare il Vangelo, a parlarne con gioia, con fiducia, con speranza. Non perché io sia sempre forte, ma perché ho sperimentato che la parola di Dio consola, rialza, guarisce. Io annuncio il Vangelo in modo incoraggiante perché ne ho bisogno prima di tutto io. Perché quando la vita è faticosa, quando ti senti solo o confuso, è lì che la parola diventa luce. E se ha fatto questo con me, perché non dovrebbe farlo anche con altri? Per questo vi dico, annunciatelo anche voi. Non serve essere perfetti,
Non serve essere teologi, serve solo avere un cuore che ascolta e una bocca che con semplicità racconta la bellezza di Gesù. A un amico, a un familiare, anche solo con un gesto, una parola buona, perché oggi più che mai il mondo ha fame di una parola che incoraggi, che risani, che accenda speranza. Non aspettare di sentirti pronto, lo Spirito è già sopra di te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ti auguro di cuore una buona giornata e una buona settimana, vissuta sempre in grazia di Dio, e grazie a voi che condividete il Vangelo e la preghiera nei gruppi e con gli amici, e grazie a tutti per la vostra presenza. L'ascolto del Vangelo ti sia di conforto in questa giornata. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo! Bravo Beppi! Bravo! Del mattino, guida il cammino, illumina il mio cuore. Nei giorni bui sei tu la mia speranza, nel tuo abbraccio trovo il vero amore. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. La vita mi sembra in tempesta, tu sei la calma, la pace che mi dà. Mi affido a te, in te trovo riparo. Sei tu la madre, la dolce verità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Nelle tue mani affido il mio cammino, tu sei la madre, la guida in destino. Nel tuo sguardo trovo la mia via, sei il rifugio dell'anima mia. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via
dal dolore e dall'oscurità. Sei faro della mia eternità. Ave Maria, regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore. Guidami sempre verso il Signore. Preghiera a Sant'Egidio, abate d'Eremita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sant'Egidio, umile servo di Dio, tu che hai scelto la vita solitaria nel deserto per dedicarti completamente alla preghiera, guida i nostri cuori verso una profonda unione con il Signore. Hai vissuto nell'umiltà e nel silenzio, rifuggendo le lodi del mondo, e nella solitudine hai trovato la vera gioia in Dio. Aiutaci a cercare il silenzio e la pace interiore per poter ascoltare la voce del Signore che parla nel nostro cuore. Ottienici la grazia di vivere con umiltà, di riconoscere le nostre fragilità e di affidarle a Dio, confidando nella sua infinita misericordia. O glorioso Sant'Egidio, prega per noi, affinché imitando le tue virtù e il tuo amore per Dio, possiamo raggiungere la gioia eterna nel suo regno. Amen. Sant'Egidio, abate d'Eremita, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria.
O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Dolce Maria, tu stella del mattino, guida il cammino, illumina il mio cuore. Nei giorni bui sei tu la mia speranza, nel tuo abbraccio trovo il vero amore. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Quando la vita mi sembra in tempesta, tu sei la calma, la pace che mi dà. Mi affido a te, in te trovo riparo. Sei tu la madre, la dolce verità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore. Nelle tue mani affido il mio cammino, tu sei la madre, la guida il destino. Nel tuo sguardo trovo la mia via, sei il rifugio dell'anima mia. Ave Maria, Regina dell'anima mia, sei la luce che mi porta via dal dolore e dall'oscurità, sei il faro della mia eternità. Ave Maria, Regina dell'anima mia, la tua grazia è una melodia che risuona dentro il cuore, guidami sempre verso il Signore.
tua gloriosa preghiera con Cristo e la sua sofferenza. La tua grazia, Padre Pio, noi invochiamo per aiutare i fratelli bisognosi e sofferenti. Padre Pio, noi ti preghiamo, dona ai nostri cuori affranti una goccia del tuo profumo e inonda le nostre anime con la tua santità, con la tua umiltà. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Ti preghiamo, San Pio, poni il tuo sguardo sui nostri cuori, sulle nostre debolezze, sui nostri amori, dell'umana pochezza, sulle nostre speranze. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, buon inizio settimana, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una donna Serepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 1 settembre 2025, lunedì della 22ª settimana del tempo ordinario, e memoria di Sant'Egidio, abate d'Eremita. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci accompagna all'inizio di questa nuova settimana e di questo nuovo mese e ci offre una parola che porta consolazione e insieme provoca in noi una riflessione profonda. Tutti noi siamo chiamati a guardare con fede la nostra vita, a non fermarci di fronte alle apparenze del dolore e della morte, e nello stesso tempo dobbiamo lasciarci interrogare da Cristo che, tornando nella sua città, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, proclama un messaggio di liberazione e di speranza che purtroppo i suoi non hanno accolto. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo, Paolo ci invita a non vivere come quelli che non hanno speranza quando pensano ai propri defunti. Questa è una parola che ci provoca oggi, perché tutti noi viviamo in un tempo in cui la morte viene spesso rimossa, nascosta, oppure viene tante volte affrontata con la disperazione. Però Paolo in questa prima lettura di oggi ci ricorda che il cristiano non deve dare l'ultima parola alla morte, perché la morte non è la fine, ma è il passaggio verso la vita piena, la vita santa, quella con il nostro Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, in questa prima lettura di oggi vediamo che Paolo dice questo: se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Questa, fratelli e sorelle, è la fede nella risurrezione, quella fede che ci permette di guardare oltre quelle lacrime che ci stanno distruggendo, quella fede che ci fa continuare a camminare anche quando il dolore sembra toglierci le forze. Quante volte, fratelli e sorelle, davanti ad un lutto ci sentiamo tutti smarriti, ma la parola di oggi ci dice questo, che non siamo destinati al nulla, ma alla vita eterna. E questa per tutti noi cristiani è la buona notizia che cambia tutto, perché ci dona la certezza che i nostri cari defunti vivono in Dio e che un giorno saremo di nuovo con loro. Per questo San Paolo oggi insiste affinché questo annuncio diventi per noi sostegno nella prova e soprattutto fonte di speranza nei momenti più bui della nostra vita.
Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, siamo portati a Nazareth, la città dove Gesù è cresciuto. In questa lettura del Vangelo di oggi vediamo che Gesù entra nella sinagoga, apre il rotolo del profeta Isaia e legge: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio». Carissimi fratelli e sorelle, questo è un momento solenne perché dopo questa lettura Gesù rivela la sua missione, una missione rivolta ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. Vedete, fratelli e sorelle, il Vangelo è forza che tocca le ferite della vita, che libera, che guarisce, che consola. Però nonostante la bellezza di questo messaggio, gli abitanti di Nazareth non lo accolgono. Infatti, come abbiamo visto dalla lettura di oggi, molti restano meravigliati all'inizio, ma poi vediamo che molti si scandalizzano perché Gesù è il figlio di Giuseppe, uno di loro, e in questo momento vediamo che lo cacciano via. E questo è un dramma che si ripete ancora oggi. Quando la parola di Dio ci tocca sul serio, quando ci provoca a cambiare, spesso preferiamo rifiutarla, trovare scuse, chiudere il cuore. E tante volte ci comportiamo peggio dei cittadini di Nazareth. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci chiede come accogliamo noi Cristo nella nostra vita, come accogliamo noi Gesù quando ci viene a portare la buona notizia. Forse tante volte a parole tanti dicono di sì, ma nei fatti, quando la sua parola mette in discussione le nostre abitudini, quando Gesù ci invita a perdonare oppure a rinunciare all'egoismo, ad aprirci ai poveri e agli ultimi, a non trascurare la preghiera, ecco lì non vogliamo rischiare e non vogliamo perdere quelle abitudini e ci comportiamo peggio della gente di Nazareth. Vedete, fratelli e sorelle, a volte tutti noi vogliamo un Dio che non disturbi, che ci confermi nelle nostre scelte e non vogliamo accorgerci che Lui viene a liberarci da ciò che ci imprigiona, perché questo cambiamento tante volte ci spaventa. Vedete, oggi tutti noi siamo chiamati ad entrare nel cuore di Cristo, perché questo cuore ci educa, ci parla, ci invita a vivere con coerenza la fede, le relazioni familiari, ci invita a vivere con onestà il lavoro, la vita comunitaria. Allora tutti noi dobbiamo lasciarci interpellare dalla parola e come ci invita San Paolo oggi dobbiamo guardare la vita e la morte con gli occhi della fede, perché tutti noi siamo destinati alla vita eterna, ma quella vita eterna dobbiamo guadagnarla, perché nulla ci verrà regalato. Vedete, fratelli e sorelle, Gesù ci ricorda che il Vangelo è una buona notizia per tutti, per i poveri, per chi soffre, per chi cerca luce e liberazione. Però sta a noi accogliere questo annuncio, non respingerlo, non chiudendo il cuore. Allora oggi, in questo lunedì della 22esima settimana del tempo ordinario, chiediamo al Signore una fede forte, una fede che non respinge l'amore di Cristo. Solo così, se saremo capaci di testimoniare con la nostra vita che Cristo è il Signore, allora la sua buona notizia salverà la nostra vita e quella del mondo. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il proprio onomastico. Possa Sant'Egidio intercedere per noi, per le nostre famiglie, per le nostre intenzioni, per gli ammalati, sofferenti, poveri, carcerati, per tutti gli anziani, bambini, giovani, per tutte le donne violentate, maltrattate e uccise, per le persone sole e per la pace nel mondo.
Affidiamo, fratelli e sorelle, nelle mani di Sant'Egidio tutte le nostre intenzioni, affinché possano giungere al trono dell'Altissimo e Onnipotente Buon Signore. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 1 settembre 2025, lunedì della 22esima settimana del tempo ordinario, e memoria di Sant'Egidio, abate ed eremita. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione.
per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. La tua gloriosa preghiera con Cristo e la sua sofferenza, la tua grazia, Padre Pio, noi invochiamo per aiutare i fratelli bisognosi e sofferenti. Padre Pio, noi ti preghiamo, dona ai nostri cuori affranti una goccia del tuo profumo e inonda le nostre anime con la tua santità, con la tua umiltà. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Ti preghiamo, San Pio, poni il tuo sguardo sui nostri cuori, sulle nostre debolezze, sui nostri amori, dell'umana pochezza, sulle nostre speranze. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha. Tu che sei il santo di oggi, riporta l'amore tra tutta la gente, riponi la vera speranza nel cuore di chi non ce l'ha.
Pensiero di Padre Pio di oggi. I malati sono le croci che Dio manda a noi per amare. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti da Eugenio, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle di Mater Dei Christian TV Friuli. Allora, vi faccio questo video in quanto vi vogliamo comunicare che abbiamo sistemato finalmente il nostro sito internet ufficiale Mater Dei Friuli TV. È completissimo di tutto. Appena aperto, facciamo una prova. Ecco, vi compare la mini TV alla quale basta, per accenderla, basta schiacciare il triangolino. Adesso per comodità io toglierò l'audio e andiamo avanti. Subito sotto abbiamo una radio streaming. Più sotto ancora, volete chiedere informazioni, mi scrivete vostro nome, cognome, mail, telefono e mi fate qualsiasi richiesta, io vi risponderò. Per facilità, eccoci qua. Non dovesse partire la mini TV in cima, abbiamo scritto diretta TV, clicca qui sotto, basta schiacciare dove c'è scritto live stream, clicca qui, basta schiacciare sulla foto, ecco, e si accende la mini TV. Per comodità torniamo indietro. Nei secoli dei secoli e per Ecco, adesso siamo intercessione in di diretta Santa con Maria. Padre Stefano, Fra Stefano. Andiamo indietro. Abbiamo aggiunto anche la rassegna stampa qui del nord-est, ma c'è anche la rassegna stampa della TV per la minoranza italiana in Istria, TV Nova di Pola, nonché anche il telegiornale di Euronews e le previsioni del tempo. Basta cliccare su Go 1 Live. Tic. Si apre la cartella dove troviamo tutta quanta la cartella dei notiziari. Possiamo scegliere giorno per giorno, tema per tema il notiziario. Andiamo avanti. Diretta. Successivo, diretta preghiere del mattino, clicca qui sotto. Basta cliccare sull'immaginetta. Quando è in diretta, qui trovate le preghiere del mattino. Adesso siamo collegati sul nostro canale YouTube, dove c'è la lista dei programmi. Quando siamo in diretta al mattino o per la Coroncina Divina Misericordia, al centro trovate la diretta. Andiamo avanti. Alle ore 15, diretta Coroncina alla Divina Misericordia, stessa solfa, si schiaccia l'immaginetta del Gesù e andiamo direttamente alla pagina YouTube. Ecco, al posto della Madonnina e della lista programmi troverete la diretta. Andiamo avanti ancora.
trovate una sezione, il nostro canale YouTube. Allora, cliccando sulla Madonnina si va sul nostro sito di YouTube e troverete tutti i video delle preghiere del mattino, dalle lodi alla Santa Messa di Assisi, a Fra Stefano al Vangelo del giorno, Don Federico, un sunto velocissimo del Vangelo, è bellissimo, le preghiere mattutine a Maria, le preghiere del mattino, il pensiero di Padre Pio, il rosario da Lourdes. Se preferite vedere qualcosa di particolare, di specifico, basta schiacciare qua. Torniamo indietro e andiamo avanti. Successivo, il podcast cos'è? Niente po' di meno che l'archivio. Noi clicchiamo sopra. E andiamo sulla pagina e sul sito di riserva in caso di guai. Eccoci qua, siamo in diretta. Qui c'è il nostro Si amico tratta della nota Roberto apparizione Tosolini. della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese. Qui troviamo il Vangelo del giorno e tutte le pubblicazioni degli ultimi 5 anni per temi: le veggenti vische, i veggenti, Suor Lucia, Santuario Sant'Antonio di Gemona, che più ne ha e più ne metta. E ritorniamo al nostro sito ufficiale. Vogliamo guardare la diretta direttamente sul sito di Telepace, clicchiamo sulla colomba. Forse. Dobbiamo aggiustarlo. Santo del giorno. E andiamo al Santo del giorno. E così via. È semplicissimo e anche coloratissimo. Ecco, con questo io vi ringrazio. Un caldo abbraccio a tutti e buona settimana in attesa dell'assunzione della solennità di venerdì prossimo. Ciao ciao da Eugenio. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in un Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati nella nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, preghiamo per la pace. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione,
attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Vergine Madre Maria, tu che mossa dallo Spirito hai accolto il Verbo della vita, nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì, nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore.
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua madre. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. I pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Mosso dunque dallo Spirito, Simeone si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata a te davanti a tutti i popoli. Insegnaci, Signore, a tenerti tra le braccia, come Simeone, non solo nella testa e nel cuore, ma tra le mani, in ogni cosa che facciamo, nella preghiera, al lavoro, a tavola, al telefono, a scuola, coi poveri, ovunque. Aiutaci anche a lasciarci incontrare da te e a far incontrare te, perché questo è il segreto per mantenere viva la fiamma della nostra vita spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. Questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, piena di grazia, il Signore è con te. Del tuo seno, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, senza. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma guarici dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vallem. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o
o dulcis Virgo Maria. A te levo i miei occhi, Santa Madre di Dio. Vorrei fare della mia casa una casa nella quale Gesù sia presente, come ha promesso a quelli che si riuniscono nel suo nome. Tu hai accolto il messaggio dell'angelo come un messaggio che viene da Dio e hai ricevuto per la tua fede la grazia incomparabile di accogliere in te Dio stesso. Tu hai aperto ai pastori e ai magi la porta della tua casa, in modo che nessuno si stupisse della sua povertà o della sua ricchezza. Sii tu nella mia casa colei che accoglie, perché quanti hanno bisogno di conforto